Una situazione drammatica che va avanti da anni, oggi scoppia il caso. E beh, finalmente una politica che è sempre rimasta nascosta, perché quando si tratta di soldi ovviamente nessuno ha il coraggio di intervenire, anzi uno solo ha il coraggio di intervenire, si chiama Movimento 5 Stelle, in difesa dei cittadini, in difesa delle persone e dei correntisti, 200.000 persone che purtroppo ci hanno raccontato delle storie incredibili, risparmi di una vita bruciati da queste banche. C'è addirittura, ad esempio, mi raccontava un imprenditore del Bassanese. Certo, un imprenditore del Bassanese che è venuto personalmente a raccontarmi che è stato obbligato a comprare €500.000 di azioni della banca per avere un fido per la propria azienda. Risultato? Oggi è sul lastrico e non è neanche in grado di pagare i propri dipendenti. Senta, ma cosa è successo? Com'è stato possibile che tra l'altro gli azionisti fossero tenuti all'oscuro di tutto quando si trattava dei loro soldi? Azionisti all'oscuro, tutti all'oscuro, ma dirò di più, la cosa grave è che dal 2010 è stato già fatto delle denunce importantissime, ma la politica e tutti gli organi di controllo hanno sempre taciuto. C'è stato bisogno del nostro intervento all'interno delle istituzioni per far tornare questo scandalo alla ribalta. E adesso? E adesso non molleremo un centimetro, siamo qui per difendere cittadini, consumatori, tutte le famiglie e soprattutto i soldi che sono stati tolti dalle nostre tasche. BCE è intervenuta? La BCE è intervenuta, ma purtroppo solo alla fine, infatti la Banca d'Italia e la Consob come al solito hanno girato gli occhi dall'altra parte.